potete comprare la Padania, che fa sempre bene anche per sapere notizie della Lega, si chiede in Lega e non da altre parti. Se non avete comprato la Padania, non la trovate, eccetera, potete telefonare al numero amico allo 0266 234 234, ripeto 02 66 234 234. Lì ci sono gli operatori e le operatrici già al lavoro per voi, per darvi i ragguagli su dove nella vostra zona o dove siete in questo momento potete andare a firmare e mandare a firmare appunto amici, parenti, conoscenti. E la Padania titola gazebo sprint finale, grande affluenza e 1000 banchetti in tutto il nord. Oggi è l'ultimo giorno utile per sostenere il referendum proposti dal Carroccio. Occorrono 500.000 firme per cancellare la Fornero, reintrodurre il reato di immigrazione clandestino e abolire la legge Merlin. Giornata importante anche per i ballottaggi elettorali in diversi comuni, Padova e Bergamo, le piazze più importanti, con una foto dove la gente addirittura si sovrappone una con l'altra per poter firmare. E poi ancora di Elena Galloni, un mare nostrum di clandestini sbarcati, altri 1400. E poi, visto da Crancic la vignetta, continuano senza tregua gli sbarchi e Lampedusa viene ribattezzata Islampedusa. Assalto ai gazebi per il referendum, Salvini lancia la volata. A Milano ci sono cittadini che stanno in coda anche per 20 minuti. Il leader della Lega è instancabile tra le bancarelle dei mercati a distribuire volantini. E in effetti ieri è stato prima in Viale Tunisia, a Largo Belintani, poi in via Fosché e poi al mercato, più grande mercato di Milano, adesso mi sfugge il nome francamente, comunque sempre attivo Matteo Salvini e i militanti evidentemente. E poi dice Matteo Salvini: l'accordo con Forza Italia, se è basato su un progetto alternativo a Renzi e alla sinistra, ci siamo. No invece al partito di Alfano, che si è posto da solo al di fuori del centrodestra. E poi per i ballottaggi Bergamo e Padova, le sfide decisive. Poi c'è a pagina 4 prima la premiata coppia Boldrini-Chienge, ora l'inattività di Alfano hanno alimentato le inutili speranze dei disperati, e c'è la foto di un barcone di disperati che viene accolto dalla nostra Marina. Sul fronte della politica interna, le primarie sono l'unica strada perseguibile per un centrodestra vincente. L'elettorato è stufo di nomi calati dall'alto, vuol decidere e contare. E poi questo è di Igor Iezzi, questo articolo a pagina 4. E poi un Mare Nostrum, come si è detto, di clandestini sbarcati, altri 1400, di Elena Galloni, anche ieri arrivi senza fine, dopo i 386 immigrati trasbordati in mattinata dal mercantile Maersk. Altri 611 sono sbarcati dalla nave Scirocco nel pomeriggio, altri 408 dalla Orioni. E poi sindaci di Lampedusa, e immagino anche di Lampedusa e anche siciliani e comunque tutto il paese, dicono governo e Unione Europea non credibili. Andiamo avanti invece nella pagina che riguarda più il lavoro e lo sviluppo. Squinzi, il presidente di Confindustria, incalza il governo, il decreto legge un aperitivo, il presidente di Confindustria all'attacco, Renzi non ha più paraventi, il momento di prendere delle decisioni, le riforme vanno fatte ora e subito, a partire da quella dei contratti. Garavaglia sul rating, nessun effetto Renzi, dice il senatore Garavaglia, e la CGA sottolinea la crisi colpisce anche il lavoro nero. Poi ancora scandali e burocrazia mettono in fuga i capitali stranieri,
Il Censis in 6 anni, investimenti dimezzati, colpa di un deficit di reputazione. L'Italia occupa il 65esimo posto nella graduatoria mondiale per i fattori di attrattività. E ancora con la Padania, ricominciano gli annunci di Matteo Renzi, legge elettorale, riforma entro l'estate, dice Matteo Renzi, nuova stoccata a Grillo, la sua posizione è insopportabile, va a discutere con le xenofobi a Londra, ma non vuol parlare con noi in Italia. Fatti una domanda e date anche la risposta, caro Matteo Renzi, non per difendere Grillo, ma evidentemente è sempre una conseguenza di un'azione e reazione, insomma. Allargamento e rimpasto, ecco cosa ha in mente Renzi, niente voto anticipato per arrivare a fine legislatura, al Premier basta aprire le braccia e accogliere nel PD, indovinate chi? Scelta Civica e NCD, o nella maggioranza ex Movimento 5 Stelle, quelli fuoriusciti, tutti gli sconfitti dagli europei, praticamente dalle europee. Poi trasformerà, nelle intenzioni di Renzi ovviamente, l'esecutivo in un monocolore PD. Secondo me, se non ce la fa, correrà a elezioni anticipate. Comunque, questo lo commenteremo magari più avanti. Inchiesta Mose, l'ex manager Baita, mai pagato mazzette ai leghisti, ripeto, mai pagato mazzette ai leghisti. Se i sinistrosi che fanno gli orecchioni, nel senso che ci ascoltano e ci spiano, se lo mettono bene in testa, se lo segnano bene, mai pagato mazzette ai leghisti. Poi l'accantonata del Premier, altri no ai superpoteri per il pubblico ministero anticorruzione. Renzi non raccoglie le richieste del pubblico ministero mandato a vigilare su Expo. Venerdì un provvedimento che non conterrà poteri speciali, ma serve una super nocciolina per Super Pippo. E andiamo avanti. Parma è vittima della guerriglia tra Grillo e Pizzarotti. Rainieri, la città è capitale nazionale ed europeo dell'agroalimentare, e una parte del Movimento 5 Stelle vorrebbe imporle di boicottare Expo 2015. Smettano di fare i burattini dell'ex comico. E poi Piacenza umiliata, la Lega lancia l'allarme. Ecco, questo è l'articolo di Simone Baiocchi, che io consiglio veramente, perché per capire cosa sta succedendo fino in fondo, e poi si possono comunque approfondire questi argomenti, è bene leggere prima la Padania e poi, se si vuole, ovviamente farsi un'idea con altri giornali, ma quello che dicono i nostri rappresentanti, dal mio punto di vista, è fondamentale per capire cosa sta succedendo. E poi a pagina 11, altro che Photoshop, l'uomo steso a terra era ubriaco e violento. C'è una Photoshop che aveva pubblicato la Repubblica, quell'uomo a terra legato mani e piedi, shock per le foto nel commissariato. Repubblica pubblica l'immagine di uno straniero legato mani e piedi, la questura replica, arrestato per resistenza, lesione e minaccia pubblico ufficiale. E quindi non era un poveraccio che passava lì per caso, e già che ci hanno detto, beh, lo leghiamo mani e piedi e gli diamo una manica di botte. Io spero che le botte non le abbia prese, che però sia stato impedito di nuocere, sicuramente sì. E con la Padania chiudiamo. Ecco, c'è la campagna referendaria a pagina 18 e 19. Ci sono tutte le ubicazioni dei gazebi dove si può firmare per il referendum, pardon. Quindi se non volete telefonare allo 02 66 234 234, dove vi daranno i ragguagli su dov'è il gazebo più vicino a voi, potete consultare la Padania e con buona approssimazione, nel senso che, al netto del fatto che magari certi permessi non sono arrivati o qualche intoppo dell'ultimo momento, c'è l'elenco di tutti i gazebi sparsi per il nord Italia. E vediamo il Corriere della Sera. Oggi c'è più fiducia nell'Italia. Ecco una buona notizia. Napolitano dice: Obama e Merkel vedono una svolta positiva.
E parla Boccassini, invece, altro articolo di Giovanni Bianconi, 'Ndrangheta, vi racconto una vittoria di squadra. Esprime tutta la sua soddisfazione il procuratore aggiunto Ida Boccassini, responsabile della direzione distrettuale antimafia di Milano, all'indomani del verdetto della Cassazione che ha reso definitive quasi 100 condanne nel primo troncone del processo chiamato Crimine Infinito sull'asse Milano-Reggio Calabria. E andiamo avanti, napoletane le parole di Merkel e Obama, pagina 2 e 3, simpatia e rispetto per l'Italia. Probabilmente simpatia è sinonimo di tenerezza, probabilmente facciamo tenerezza a Mr. Barack Obama. Il presidente parla degli incontri in Normandia. Ho colto fiducia verso il nostro giovane presidente del Consiglio. E poi taglia la difesa, così possiamo solo pagare gli stipendi. Il capo di Stato Maggiore dice: gli F-35 non ha senso discutere sui numeri senza avere una strategia. E come dargli torto, francamente, perché poi si parla solo di aria fritta, si fanno soltanto slogan. Una strategia deve discendere poi un'applicazione pratica, una tattica in realtà. Il tramonto di Juncker, cresce l'opposizione, lui medita il passo indietro. Renzi no a chi propone vecchie politiche. L'europarlamentare Juncker spinge Schulz e Verhofstadt, nome che non riesco a pronunciare, io il tedesco non l'ho studiato per cui mi trovo in difficoltà. E poi dice Renzi, parla Matteo Renzi sulle tangenti in Veneto, a pagina 4 del Corriere, colpa anche del PD, in realtà ci siete solo voi coinvolti. Beh, qualcuno di Forza Italia, a dire la verità. Chi ruba via a calci. Venerdì poteri a Cantone. Grasso dice la corruzione come la mafia, togliere i vitalizi. Ma invece di fare tutti questi proclami qua, ci sono delle sentenze. Cari signori, no? Penati, tutto è andato in prescrizione, la maggior parte, cioè fanno apposta a allungare i tempi, eccetera, eccetera. Aveva detto che non si avvaleva della prescrizione, adesso addirittura quasi tutto è andato in prescrizione. Ma se invece di prendere a calci nel sedere qualcuno, invece si vanno a eseguire le sentenze, magari è meglio, magari è più equo, se le sentenze sono giuste, ovviamente, ma dire via calci, quelli che hanno lavorato per il tuo partito e per te, caro Renzi, non va bene. In effetti, secondo me, è una guerra interna all'interno del PD quel che sta succedendo. Comunque Bindi, Rosi Bindi dice non si rinnega chi ha sostenuto Matteo alle primarie, ha fatto bene il segretario a riconoscere che il sindaco di Venezia è dei nostri. Beh, questi sono dei fenomeni, io scusate, questo va a commentare perché poi è il refrain di un po' tutti i giornali. Allora, questo è stato eletto, è del PD, è stato eletto dal PD e dalla sinistra, il sindaco di Venezia, di colpo è diventato un signor nessuno l'ha mai conosciuto. Ma voi state scherzando? Ma voi avete preso in giro gli italiani per qualche giorno e finalmente avete, oddio, aveva la tessera, è dei nostri, oh mamma mia, ma veramente, roba da non credere, la disinformazione che fanno i giornali e i mezzi di comunicazione. E qui ci siamo, lite tra nuovi e vecchi del partito, diversità etica è finita con il PC, i bersaniani, assurdo far passare Orsoni per criminale, no, era un chirichetto, non era, cioè per carità, criminale è una parola grossa, comunque ci penseranno alle inchieste, tribunali, eccetera. Caccia al reprobo in Veneto, Zoggia, a me piccole somme, ecco, iniziano a saltare fuori per non essere come dire, arrestati, iniziano a denunciarsi. Il collega Martella, un contributo nel 2013, ora scopro di essere uno pericoloso, sbagliato, di singole tra prima e dopo. Questi stanno scappando tutti dalla nave. Ho molte cose da dire, ma non ora. Mazzacurati torna in campo, l'uomo che guidava il consorzio, sconcertato dalle parole di Baita. Viaggi, cene, incarichi, così il re del Mose ringraziava gli amici. Ale. E poi 400 società e 195 incarichi, la grande bolla dei commissariamenti. La legge nata per salvare i grandi gruppi del crack estesa a ospedali e sindacati. Quando andavo in Austria con le borse piene di soldi, io
dico così i titoli, li butto lì così perché fa veramente impressione. E andiamo avanti, vediamo al di là degli scandali, eccetera, cosa c'è di interessante in questo Corrierone della Sera. Oltre 4 milioni alle urne oggi, centrodestra e 5 Stelle sfidano il dominio del PD. Da Livorno a Bergamo i ballottaggi chiave. E poi sulla legge elettorale, inconcepibili i senatori a tempo persi, devono essere eletti e renumerati. Piano dice i numeri vanno dimezzati, ma non è un ruolo per sindaci e governatori. Renzo Piano lo dice, insomma. Da Berlusconi appello all'unità, no al potere delle tessere. Queste sono le vicende all'interno di Forza Italia. Le divisioni fanno male. A Napoli iniziative separate di Fitto e Totti. E poi Spinelli, vado in Europa, lista Tsipras nel caos, fuori il candidato del SEL. Assemblea critica, in assemblea viene fuori che le scelte si dovrebbero fare insieme. E poi Bianca Berlinguer, parliamo di Rai, il direttore del TG3, l'annuncio dello sciopero ha provocato reazioni negative esterne e interne, insieme ad attacchi strumentali. La Bianca Berlinguer, figlia di cotanto padre, dice la Rai deve cambiare, ma la politica è già lontana, lontano da che, basta vedere se qualcuno si prende la briga di vedere qualche programma Rai, io le guardo su YouTube perché non uso il televisore e vedo che è spaventoso quanto sia schierata la Rai a sinistra, ovviamente. Bianca Berlinguer, la riforma dell'azienda, oggi le pressioni dei partiti sono allentate, si vede, ma c'è il TG, non c'è il TG di maggioranza e opposizione probabilmente, non c'è il TG della maggioranza del PD e dell'opposizione del PD, ma c'è ci sono i TG di maggioranza governativa invece. E poi qua andiamo alla politica estera, invocazione per la pace di un Papa e 2 presidenti, Francesco, Perez e Abu Mazen insieme in preghiera a Roma. L'Amazon è pentita di Gheddafi, ora lotto per i diritti delle donne in difesa della rivoluzione libica, il caos meglio del regime, dice l'Amazon è pentita di Gheddafi, e perso il potere è evidente che si inventa eroi. E vediamo Libero, non disturbate il manovratore, titola Libero, segreto di Stato sulle spese di Renzi, contro la corruzione il Premier invoca trasparenza, ma da febbraio gli appalti della Presidenza del Consiglio sono spariti dal sito del governo, ma guarda caso, per non far controllare le cose che stanno facendo. E anche sulle uscite di Boschi e della Madia non possiamo sapere nulla. Inchiesta sull'Authority, spending review fallita, corso il doppio che nel resto dell'Europa. Piccolo inciso, parliamo di casa nostra, di casa mia, il Consiglio di Zona 3 avevano fatto una mozione passata all'unanimità, un po' edulcorata dal centro-sinistra, comunque passata all'unanimità per mettere sul sito del Consiglio di Zona come si spendono i soldi, è da 1 anno e mezzo che è passata questa mozione e non la fanno, rendono eseguibile ancora, non lo fanno perché non vogliono far vedere come distribuiscono i soldi a amici, probabilmente. Sarò cattivo, ma io la penso così. E poi Matteo Renzi ovviamente sguinza le sue 2 pitbull contro il PD. Il bestiario di Giampaolo Pansa, 22 anni dopo Tangentopoli, una sola speranza. Ecco, un vecchio adagio, questo è interessante, l'avevo letto prima, un vecchio adagio inglese, godereccio, diciamo più che inglese, ci regala un buon frammento di schiettezza. Chiede di immaginare una stanza nella quale si sta appeso un cartello che dice vietato fumare. Se sotto quel cartello 2 signori si accendono la sigaretta, vengono subito multati, ma se a fumare sono in 20, il cartello viene rimosso. E questa è la realtà di questo paese. E poi vediamo a pagina 2 il fallimento delle Authority, costano il doppio che in Europa. In Italia per il personale si spendono 120.000 euro pro capite contro i 60.000 di Germania, Spagna e Inghilterra, e le retribuzioni dei commissari superano di molto i 240.000 euro annui.
Segreto di Stato sulle spese di Renzi, non bisogna sapere. Di fronte ai recenti scandali, il Premier promette trasparenza, ma lui a febbraio ha tolto dal sito del governo l'elenco di tutti gli appalti e le forniture di Palazzo Chigi. Così sugli usciti dei ministeri non possiamo sapere nulla. Questa è la trasparenza del signor Matteo Renzi, il Matteo sbagliato. E poi andiamo avanti, a pagina 4, hai ristrutturato la casa? Niente detrazione in busta paga. Col bonus edilizia il governo è invitato a spendere. Ora rinvia di 6 mesi i rimborsi per le somme superiori a 4.000 euro, coinvolte anche le spese in scuola e sanità. E a luglio arriva il prelievo sui bonifici all'estero. Insomma, ci sono delle belle notizie, ci dà libero. A colpi di tasse e burocrazia ci stanno levando la libertà. Di Antonio Soci, in economia siamo all'esproprio e al posto dei servizi ci propinano sprechi e ruberie. La democrazia è in coma, le nostre vite spiate. Ci manca solo il reato di opinione. No, il reato di opinione c'è ancora e si cerca di togliere abolendo la legge Mancini. Quindi Antonio Soci magari si va a firmare il referendum della Lega e dice ai suoi amici e parenti di andare a firmare, fa un servizio a se stesso oltre che alla comunità. E poi c'è una foto con delle bare di cultura, commercio, famiglie, imprese, legalità e pensioni in una manifestazione. E poi ancora via Calci chi ruba, dalle città alla RAI, il Premier va all'assalto del PD. In effetti un regolamento di conti interno, voglio dire, mi prendo il banco, tutto il banco all'interno, quindi azzero l'opposizione e faccio quel che voglio, prendo il mio partito e poi mi darò da fare nel governo. Le 3 pitbull di Renzi sguinzagliate per i ripulisti nel partito sono la Serracchiani, la Moretti e la Bonafè, che mandano l'avviso di sfratto alla nomenclatura. Il nuovo partito siamo noi, dicono le 3 signore. A mali estremi c'è solo una soluzione: legalizzare le mazzette. Sono decenni che nella politica si susseguono scandali di tangenti. Se non si riesce a tenere a bada il corruttore, tanto vale lasciarli fare. Questa è una soluzione che personalmente non mi trova d'accordo. È un articolo di Giampaolo Pansa. Adesso, per capire cosa intende veramente Giampaolo Pansa, bisognerebbe leggere l'articolo, ma a me francamente Pansa non piace. E Orsoni si difende, c'è una faida interna al PD. Orsoni ha fatto tutto Mister X, non sappiamo chi è Mister X, almeno qua non è dato da capirlo. L'ex primo cittadino di Venezia nega passaggi di denaro, mai toccato soldi, c'era un intermediario. Ecco, l'intermediario era Mister X, che dica il nome dell'intermediario, così magari si scagiona, se c'è veramente. Se non c'è si mette nei guai e non so come va a finire per lui. E poi mi fanno un segno che c'è la pubblicità e noi diamo la parola alla pubblicità e alla regia. Dal 30 maggio al 9 giugno, Pognano vi aspetta per l'8ª festa della Lega Nord. In via Defendi, presso l'area feste, tutte le sere potrete gustare i piatti tipici della cucina nostrana e le specialità a sorpresa del nostro bravissimo cuoco. E poi ballo liscio, e poi interventi di esponenti politici della Lega Nord, e poi vi aspettiamo a Pognano, in provincia di Bergamo, dal 30 maggio al 9 giugno per l'8ª festa della Lega Nord. Non mancate! Una birra ghiacciata ti dà fastidio ai denti? Soffri di recessione gengivale e piccoli sanguinamenti? La parodontite, nota come piorrea, colpisce gran parte della popolazione. La prevenzione da sola rappresenta la soluzione più efficace ed economica. Fissa un appuntamento in Pentadent. Troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli. A Monza, Giussano, Sesto San Giovanni e in service a Paderno, Dugnano, Novate Milanese e Milano. Per informazioni 800 700 860 o vai su pentadent.it.
Per una casa sicura, nel rispetto dell'ambiente e con prodotti di alta qualità e design, scegli Serramenti Premazzi. Premazzi produce e installa serramenti di vario tipo: porte, blindati, sistemi anti-intrusione, porte sezionali, grate in acciaio e tapparelle blindate. Tutto con interventi rapidi e poco invasivi. Finanziamenti in 12-18 mesi a tasso zero e possibilità di detrazioni del 65%. Serramenti Premazzi, a Gorla Maggiore in Viale Europa 3, 0331 61 78 59. Serramentipremazzi.it. Vi aspettiamo! Ci sono momenti nella vita dove serve una buona parola, un giusto consiglio, un suggerimento che aiuti a far restare i tuoi cari sempre con te. Onoranze Funebri D'Antoni, con la massima competenza e professionalità, garantisce un attento e scrupoloso servizio, a prezzi da vero amico. Servizio completo a €1.386, escluse spese comunali. Inoltre, disbrigo pratiche amministrative. Onoranze Funebri D'Antoni, sedi a Milano e Interland. Info 800 910 217. onoranzefunebridantoni.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. 5 anni di garanzia, prodotti di qualità e niente cinesate, e ancora installatori al bacio, che quando vi installano il condizionatore lasciano la vostra casa più pulita di com'era quando sono entrati. Ma che cos'è? Climatizzazione Milano. Ciao Stefano. Ciao Sammy, dici bene, cerchiamo veramente di fare dei lavori veramente tecnicamente validi, supportati da personale qualificato e tanta simpatia che non guasta. E soprattutto poi, una volta finito il lavoro, diamo anche una cosa fondamentale, che è quella del servizio post vendita, quindi tecnicamente validi all'inizio ma anche dopo la vendita. Dici niente, importantissimo. E soprattutto, perdonami, qui siamo con gli ascoltatori di Radio Padania, questi vendono solo roba di qualità. Non pensate di spendere meno di quanto si può spendere acquistando roba cinese. No, Climatizzazione Milano non ve la vende. È vero, Luca? Assolutamente, dici bene. La ricetta è piuttosto semplice. Se partiamo da un climatizzatore, da un prodotto di buona qualità, normalmente giapponese, se poi si esegue un'installazione fatta a regola d'arte da personale specializzato e abilitato, perché i nostri installatori sono tutti frigoristi con patentino F-Gas, ecco, il risultato poi non può che essere una valida installazione, un prodotto che funziona correttamente e la soddisfazione finale del cliente nell'utilizzarlo. E dici niente, poi solo per gli ascoltatori di Radio Padania la garanzia viene aumentata di brutto e arriva a 5 anni di garanzia. Appello figlio d'Apollo per tutti coloro che hanno un vecchio condizionatore d'aria: non aspettate quest'estate che lo accendete e magari non funziona, cambiamolo. 0239 46 93 18. Climatizzazione Milano. Fatemi sapere. Si è chiusa la raccolta nei municipi, ma si può ancora firmare ai gazebo. Firma, firma, firma! Ancora uno sforzo per arrivare a 500.000 firme. Sabato 7 e domenica 8 giugno, gazebata conclusiva per firmare i 6 referendum. Informazioni allo 0266 234 234 0266 234 234. Firma, firma, firma! Ed eccoci tornati in diretta, ci ha raggiunto Alfredo Lissoni. Ciao Alfredo. Ciao Andrea, buona Padania, un saluto a tutti i radioascoltatori. Guarda, un miracolo che sono qui, perché ieri a momenti finiva male con uno dell'Italia dei Valori. No. C'era il gazebo della Lega a Caronno Pertusella, e questo arriva: no, ma cosa firmate? Poi sì, va bene qualche referendum, ma quello sulla cancellazione del reato di clandestinità significa tornare indietro di tanti anni. Mi ha fatto girare le balle, anche perché questo è uno che grazie al leghista ha avuto dei favori, perché quando era nella merda io una mano gliel'ho data, poi viene a pontificare eccetera eccetera. Senti un po', viene a parlare tu con un capo partito
che insomma usa il referendum per guadagnare un sacco di soldi per il rimborso elettorale. Si è comprato 52 case, viene a fare poi le pulce a noi. Quindi mi raccomando, andate tutti a firmare questi referendum. Ora, oggi è l'ultimo giorno, una giornata di sole incredibile, c'è un'affa tremenda, quindi fate la vostra bella passeggiata, andate a firmare, perché sennò quelli della sinistra sono già lì, gli sciacalli, sono pronti a ridersela alle nostre spalle. Un motivo in più, una motivazione in più per andare a firmare. Sì, certo, e poi c'è comunque l'ultimo referendum sulla ripristinare il reato di clandestinità che va avanti ancora un mesetto. Sì, I primi 5 scadono oggi. Prego. Andiamo avanti con la rassegna stampa. No, se vuoi io ti racconto che oggi ci sono 30 articoli di avvistamenti UFO nell'Adriatico. No, ma guarda, quando mi incontrano persone della Lega, eccolo qua l'UFO, eccolo qua, per quella mozione che ho fatto. Poi un giorno spiegheremo cosa c'è. Vabbè. Vede, sì, appunto, poi lo faremo spiegare da un UFO. Da Renzi allora. O da Beppe Brillo, quello che da Brillo. E andiamo avanti a pagina 11 di Libero. Berlinguer santificato perché moralista. Dalla scala mobile a Fiat, l'ex segretario PC commise una marea di errori. Lo santificano per le tirate giustizialiste. Un articolo di Maurizio Belpietro che io francamente personalmente non condivido per niente, perché quando c'era la scala mobile, Alfredo ti ricordi, il salario era legato, c'era un pezzo di scala mobile che era legato all'inflazione, neanche quella reale che era molto più alta, ma quella dichiarata, e quindi andava a salvaguardare il potere d'acquisto dei lavoratori. Caro Belpietro, io non so dove eri in quegli anni lì, ma io c'ero e mi ricordo bene cosa è successo. Ora, per carità, anche io non voglio difendere Berlinguer, che comunque è stato quello del comunismo dal volto umano, si è staccato dalla Russia, insomma ha fatto le sue scelte. Indubbiamente io capisco che l'attuale sinistra abbia bisogno di recuperare i miti di un tempo, perché questa sinistra non è una sinistra, è tutt'altro. Poi Berlinguer ha detto, poi chiudiamo qua, ma tanto per spiegare anche agli ascoltatori, Berlinguer tirò fuori la questione morale perché si accorse anche nel suo partito c'era il rischio e c'erano dei grossi problemi proprio sulla questione morale, sulla gestione dei soldi, tangenti e quant'altro, insomma, sopite tramite le cooperative rosse per un po' di tempo, e poi è venuto fuori anche con Tangentopoli, Greganti, Docet. Allora e ora. Esatto. La resistenza. Ecco cos'è la resistenza. E poi c'è a pagina 12 Matteo Salvini, però parla di Berlusconi, vabbè, per ripartire, ma proprio tre righe, no, Salvini ha il gazebo per il referendum, ma però vuol parlare di Berlusconi, c'è per ripartire volti nuovi. L'unico volto che qua mi fa piacere vedere è quello di Matteo Salvini, e Silvio Berlusconi apre anche a Fitto, il cavaliere, l'ex cavaliere, diciamo, rilancia la linea del ricambio e dice all'ex governatore pugliese: giusto scegliere i quadri con le primarie, ma aggiunge, pure i club sono importanti. Scusa, ma il ricambio dov'è? Che sono sempre quelli. Ricambio, ma insomma, si ricambio, cioè, io faccio un favore a te, tu ricambio. Esatto, un ricambio di favori. Va bene. NCD sempre più diviso, Schifani, usciamo dal governo. Alfagnani contro Casignani per i seggi a Bruxelles. Sono divisi per le poltrone. Cioè, non è che vuole uscire dal governo Schifani così, perché non trovando più la quadra interna dice rompiamo tutto, e così. Oggi ballottaggi in 148 città, ecco dove può vincere. Non posso dire chi, perché io non voglio essere colpa di Libero incolpato e mandare far avere casini alla radio. Casini, esatto, no. Sindrome della sottoscrizione compulsiva, la sinistra si perde nella mania degli appelli, la Spinelli e la Guzzanti si rimangiano la parola. Spinelli. Nome, no. Quella è la sinistra estrema. Barbara Spinelli è la prima anche con gli elettori, andrà in Parlamento all'Unione Europea. E poi c'è Marino che fa lo spot al Gay Pride presso il registro delle unioni civili a Milano, c'è già. C'è anche il registro degli indagati, ma lasciamo perdere. C'è tutto un registro. Sì. E poi Ahmadinejad, il fiorito iraniano, si è tenuto 26 auto blu, è un'inchiesta a Teheran, ma questo ci importa poco.
forse è meglio guardare a casa nostra. Sì, Caro Libero, caro Guarda, Libero. definire Ahmadinejad che è un assassino che ne ha fatti di tutti. Vabbè, caro Libero, magari parlaci di Fitto. La Repubblica, guarda, ma con te poi mi viene a fare il tifoso, di fare il cinema, non lo so, ero così serioso. Io tiro prima. fuori il peggio da te, tiro fuori il peggio. Però onestamente, guarda, ora, perché la situazione è tragica, ma uno a guardare la vita politica di questo paese sembra Zelig in veramente, diretta. veramente, veramente. Cioè, o ti incazzi o ridi, Sì, o ridi e crepapelle, perché questa è tutta una barzelletta, sta diventando, va bene. Perché poi Libero c'è Galan, sì, che è inquisito, e più che inquisito, è di più di inquisito, esatto. Con le mani nel sacco, e poi va a parlare di Ahmadinejad. Certo. Mi piaceva dire il nome, Vedere come suona bene, sembra un Ruskin Gola. Esatto. E poi iniziamo con Repubblica a questo punto qua, e qui magari c'è da divertirsi di più. Scommetto che si dimenticano dei loro inquisiti. Ma sei un indovino. Vedi? Renzi, via a calci i ladri dal PD, però non dici i nomi dei ladri. Gli ha messo la foto che lui è rimasto solo. Esatto, è solo. No, è una battuta, non so per quanto tempo, però. Intervista a Repubblica, delle idee, venerdì le misure antitangenti, Cantone è peggio della Camorra, dice Cantoni, non è che Cantone sia peggio della Camorra ovviamente. Il Premier lancia il pacchetto fisco, basta dire che le tasse sono bellissime, è un sistema assurdo, e là se ne è accorto. E poi Abu Mazen, io e Perez dal Papa per la pace, questa è una notizia invece, come dire, interessante, sì. Che quando il Papa è andato a Gerusalemme è riuscito a farli dialogare. Ecco, è una cosa interessante, poi vedremo il futuro, ma quantomeno inizia magari qualcuno a abbassare un po' i toni. Prove di distensione. Esatto. Via a calci chi ruba, anche il PD ha colpe, e Renzi promette basta fisco assurdo. Mazzette, semplificazione fiscale, Europa, Repubblica delle Idee, il programma, l'obiettivo è il PD, secondo Renzi, deve restare a quota 40%, io spero a quota 10 comunque. E ora vedremo dopo che arrivano le prime tasse, esatto. Vediamo dal 16. Sì. La legge non mette più piede in uffici pubblici, ma c'è già questa legge qua, c'è tutto, basta eseguire le sentenze e non far andare i processi in prescrizione, caro Renzi, e penati. Ma perché non metti mano nel processo penale? Dice bene, non ci dobbiamo più avvalere della prescrizione. Ma penati l'hanno prescritto. E l'hanno prescritto. Ci sono troppi processi, quindi il tempo passa. Cantone avverta, corruzione nemico più duro della Camorra, il presidente dell'autorità antitangenti chiede l'alt alle deroghe sugli appalti e sul suo ruolo dice non ho potere salvifici. Questo non è male. Poi il PD fa pulizia, cambia il codice etico, ma le persone rimangono. Appunto. Questo l'hai aggiunto tu, però non l'ha scritto. Vabbè, lo aggiungo, ma tu non dire tutto, non lo sanno. Ecco. Lotti, diamoci da fare per attuare le parole di Renzi. Là ci sono le parole di Renzi. Quali sono? Parole di 50, a Leopoldo, 50. Rilanciata l'idea di un'anagrafe patrimoniale degli eletti, ma allora voglio commentare. Sì. Guarda che l'analisi patrimoniale la fanno in consiglio di zona anche, cioè si fanno firmare una dichiarazione con tutto quel che abbiamo, auto, moto, mogli, case, quanto prendiamo, eccetera, eccetera. Quindi a noi, ai consigli di zona che pinano 500 euro lorde al mese, si fanno analisi dei peli da dove è. A loro no. Come sei antico, cioè Scaiola aveva la casa e non lo sapeva, vedi? Lo so, ma dove viveva? Nella cuccia del cane? Non lo so, questa è gente che non sa di avere case, yacht, scusa. In Veneto il segretario regionale De Menec ordina trasparenza per ogni forma di finanziamento al partito, ma c'è già, fatelo. E Grasso, presidente del Senato, sulla corruzione, indaghi la DDA. Date l'appalto a quell'azienda, finanzia il partito. Sì, queste sono le parole probabilmente. Ecco il caso della ditta Sakaim, che ottenne una promessa per fare un favore ai democratici.
dice andate alla palla con la dita perché ci finanzia, cioè, i soldi pubblici tornano nelle casse del partito, vanno nelle casse del partito. Oh, era destinata a Tremonti la mazzetta milanese, a pagina 6 della Repubblica. Non è indagato, ma l'ex segretario di Galan lo accusa. Così il Dicastero dell'Economia sbloccò i fondi per il Mose. Capito? Cioè, a Tremonti, non a Galan i soldi, insomma, non pensiamo male. Soldi dalla Coop Rossa al PDL e il compagno Pio scherzavo, se vado dentro non esco più. Speriamo che sia almeno profetico. Appunto. Comprati anche i giudici del Consiglio di Stato fino a 120.000 euro per sbloccare i lavori. Compravano anche i giudici. Qua si compra tutto, vai al supermercato, compri. Esatto. Facciamo una lista dei supermercato, esatto. Tu mi fai una lista. Sai come tu non vai al no? supermercato dopo. Esatto. Ti posso fare una lista? Sì, dai, facciamo come i Deplian dei supermercati. Dai. La squadra di 007 infedeli da Milano alla Fer Venezia erano le talpe della cricca e in effetti il vice comandante della Guardia di Finanza è stato indagato addirittura, no? Qui sopra Walter Manzon, generale della Guardia di Finanza, come il suo collega Emilio Spaziante, nella foto in alto Manzon è indagato. Ecco, Manzon è indagato. Manzon era il generale della Guardia di Finanza. Però scusa, Guardia di Finanza, giudici, politici, sembra essere tornati agli anni di Tangentopoli, quindi tutto questo tempo non è servito a niente. Assolutamente no, assolutamente no. E poi c'è la foto, c'è Greganti, primo Greganti, già condannato negli anni di Mani Pulite. Dice Greganti, la cupola pilotava le giurie degli appalti. Il faccendiere svela, no, un altro faccendiere, non è lui che lo dice, perché questo non parla, mi sembra strano, questo non ha parlato. Il faccendiere svela le mosse di Greganti. Ha parlato 20 anni fa che devi ripetere. No, non ha parlato 20 anni fa, non ha parlato, ha detto ho fatto tutto io, te lo ricordi? Sì, forse sì. Ho fatto tutto io, c'entro tutto io, il PC non c'entra, mi è andato in galera, è andato a San Vittore. Dopodiché è stato ringraziato perché il PC l'ha riassunto, il PD. Poi non è la stessa cosa, prima era PC, poi PD, cambiata ragione sociale. Ma perché adesso non c'è più quel C finale, PC, adesso è PD, la D di Democrazia Cristiana. Esatto, il partito dei democristiani. Democratico cristiano. La rabbia di Poletti, bloccare i profitti delle imprese corrotte, il ministro d'accordo con Squinzi su lotta alle tangenti, riforme sindacati, bassa con la concertazione tavolone, Camusso dice affermazione discutibili. E secondo me incredibili, perché nei periodi di crisi invece bisogna concertare, concertare nei periodi vacche grasse ha poco senso, nel periodo in cui lavoratori e imprenditori, insomma parte imprenditoriale, stanno soffrendo, ognuno per motivi diversi evidentemente, è bene concertare molte cose, cioè riscrivere le regole secondo me, e lo dico da ex sindacalista. Noi al Banco Museo abbiamo fatto concertazione quando c'è stata la crisi, cioè dopo il fallimento, dove rischiamo di perdere i posti di lavoro, insomma. Livorno, i Dem tremano, i 5 Stelle tentano l'assalto al Fortino Rosso. E non volendo parlare, potendo parlare di ballottaggi, voltiamo pagina. Io, il Papa e Perez, la nostra preghiera per spingere Israele a voltare pagina. E queste sono le parole di Abu Mazen. Però vedete, io lo dico ecco, scusa, non so cosa vuoi dire, ma tanto per finire il pensiero, poi così non dico che ci mettiamo d'accordo, no? Non so cosa devi dire. Allora, questa diciamo già questo titolo è fazioso, no? Perché sembra che tutta la responsabilità sia di Israele. È questo che volevi dire? Sì, perché ora va bene, Israele avrà avuto le sue colpe, però le bombe le mettono i palestinesi. Ora, perché io non voglio difendere o colpire nessuno dei due, però Arafat, che ha preso un sacco di soldi anche dall'Europa per portare la pace, per costruire, eccetera, eccetera, invece se l'è messa in tasca lui e la moglie e se li sono nascosti in Libano. Insomma, anche l'OLP ha le sue responsabilità, quindi va bene, Abu Mazen parla, eccetera, eccetera, però non è che la colpa è solo da una parte. Assolutamente, sì. E vabbè, lasciamo Repubblica, ci ha stufato, vediamo il giornale cosa dice, così ci avviamo all'apertura delle linee. Stavamo dicendo la stessa cosa. Sì, no, ma io non voglio saperlo, perché poi dicono che ci mettiamo d'accordo, sono male lingue qua, ragazzi. Dicono che la pensiamo allo stesso modo. Porca miseria.
sono spiaciuto. E, ripeto, quindi ribadisco, tra poco apriremo le linee, quindi potete chiamare allo 02 66 20 35 29, ripeto 02 66 20 35 29, poi per chiamare il numero amico, lo ripeto per l'ennesima volta, perché ci è stato richiesto dalle operatrici, ha detto ci sentiamo sole, 3.000 telefonate, endorsate il numero. Allora per chiamare notevole, come? Ce n'è una notevole, devo dire, di operatrice. Vabbè, sono tutte bellissime. Sì. No, ma c'è un uomo e una donna, quindi no, l'uomo lasciamo stare. Ecco, allora il numero amico lo 02 66 234 234, ripeto 02 66 234 234, non ho la pronuncia fluente di Semivarin, fatevene una ragione. Allora, il giornale, il paese che non va, accogliamo migliaia di disperati ma cacciamo chi porta soldi, sbarchi record mentre il Censis certifica il crollo dei capitali esteri in Italia, colpa di burocrazia e malagiustizia. Non solo Mose, tra strade e ospedali, tutte le grandi opere incompiute. E poi c'è un'intervista di Godereccia, probabilmente, di Diego Della Valle, il numero 1 di Tod's. Ho conosciuto 5 ministri, 3 sono emeriti deficienti. Si sta sgarbizzando. Sì, infatti. Sì, oddio, vabbè. No, ma al di là non è un giudizio, non è sulla poesia della persona, però voglio dire, si sta sgarbizzando. Ecco, il colle spiega lo stop ai risparmi. No, perché io ho visto, scusatemi poi la parola, ma la trago da quel che abbiamo visto, avete visto voi su YouTube, cosa dice Sgarbi di Alfano. Sì. È una M secca e l'ha ripetuto più volte. Sì. Voglio dire, siamo veramente alla... E poi si lamentano se do delle pecore a quelli di sinistra in consiglio di zona, da dove viene... Un giorno da pecora. Il Colle spieghi lo stop ai risparmi, il senatore di Forza Italia accusa sul bilancio intese segrete tra Quirinale e governo, l'intervista a Lucio Malan. E andiamo avanti, a pagina 2, Renzi scopre il marcio nel PD, chi ruba via a calci nel sedere. E poi il premier segretario rottama la diversità comunista, fuori dalla storia negare che ci siano responsabilità della mia parte politica, ci sono ladri e non ladri. Greganti è stato un errore. Perché ma in realtà l'ho detto prima, dico che non so se hai sentito Eredità preparare la seconda parte, ma qui è un regolamento di conti all'interno del PD, comunque questa sua qua. Lui deve fare piazza pulita e cacciare tutti il resto, insomma, al di là dei greganti vari, insomma. Matteo Renzi, ovviamente snobbato al G7, ci prende pure per il C, che non so cosa sia il C, ma c'è il lato B e poi il lato C, è il terzo buco che ci ha fatto Renzi. L'altro là di Cantone, grandi appalti, bassa deroghe, il pubblico ministero ancora senza potere, punge il premier, il diaspo per i corrotti c'è già. Ecco, mi piace, vedi? Questo ha detto, ma quando Renzi adesso bisogna il daspo per i politici, i corrotti, ma scusa, ci sono i tribunali, ci sono l'interdizione dei pubblici uffici. Così è inutile che ci inventiamo, perché in attesa di una nuova legge possono continuare a rubare oppure imboscare e nascondere i ladri. L'ira del PD Zoggia, spero che si lega, non vorrei Zoggia o Zoggia, non vorrei storpiare il cognome, insomma. Non sono coinvolto, non ho mai ricevuto soldi per la campagna elettorale e non ho mai conosciuto Baita. Uno che dice pane pane, il vino al vino, poi domani scopriremo magari le intercettazioni, chissà che i filmati, però lui è categorico. Io non ti ho conosciuto, sai? Sappilo che io... Ma sai, la cosa bella è che quando beccano uno della sinistra e lui dice io non sapevo e non ho fatto, no, non poteva non sapere. Quando è uno di sinistra, no, questo per quello di destra, quando è uno di sinistra dicono no, io non ho fatto niente, basta, finito. Non sapeva. Tutto la loro insaputa. Non sanno mai niente. Io sono stato bandito per 6 mesi da Telenova perché ho detto che un capo di Stato estero vicino all'Italia, che abita in Vaticano, non poteva non sapere che ne ha rubato come i faldoni, eccetera, eccetera. Visto che era Telenova? L'ho detto a Telenova. Mi sa che si sono incazzati. No.
Perché mi hanno detto, perché sai, loro mi hanno provocato, mi hanno detto che Bossi e la Lega non potevano non sapere. Allora, scusa, se vale per uno, vale per tutti, scusami, va bene tutto, però... Hanno scomunicato. E per 6 mesi non mi ha più chiamato. Per 6 mesi niente comunicazione, no, niente televisione. Niente televisione. Come si dice in Alto Adige, caggiava. Niente. Quella verità inconfessabile, pagina 4, niente affari senza tangenti. Dall'interrogatorio dell'imprenditore Maltauro emerge la fotografia di un paese in via di decomposizione e la nuova Tangentopoli, il caso Milano, stiamo parlando. Ho quasi 70 anni, mettiamo fine a questo sistema. E poi nel mio lavoro si ha necessità di contatti con la politica, è una realtà, però è una parola che magari, no, è una frase che magari non è molto gratificante, insomma. Dai tempi di Mani Pulite la situazione è peggiorata, ancora meno gratificanti. Paura dell'Italia, gli investitori che arrivano dall'estero fuggono da qui, ma è evidente, perché cosa investi se poi vai a perdere gli appalti, eccetera, eccetera. Poi c'è il giorno degli sbarchi record, immigrati fuori controllo, la denuncia dei sindaci siciliani, ne arrivano a migliaia, un dramma disumano che non si combatte con le chiacchiere, evidentemente chiacchiere di... come il sindaco di Lampedusa che dice che i CIE sono dei lager che bisogna accogliere? Ma io toglierei tutto, no? Chi arriva e chi se ne frega. E si portano in comune a dormire, come si faceva nei film di Don Camillo e Peppone. Esatto. Poi c'è il Gay Pride a Roma, in testa c'è il sindaco Marino. È avanti a tutti. Okay. Marino ha orgogliosamente dichiarato: io sto incalzando la politica italiana da molti anni sul tema dell'unione civile, credo che le mie idee siano molto chiare. L'amore deve far premio su tutto e Roma deve essere guida orgogliosa della nostra Repubblica. I gay ringraziano. Io non commento, dico che soltanto che il tema non mi appassiona particolarmente, non so te. E magari il sindaco di Roma avrebbe altre cose più o meno importanti da fare, c'è anche questo, per carità, però che si sappia come la pensa il sindaco di Roma, l'ho detto apposta, perché poi magari un domani certo, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Per carità. Allora, no all'omofobia, ci mancherebbe, poi ognuno è libero di fare le proprie scelte sessuali, quindi io non entro in questo merito. Magari certe parate un po' troppo scollacciate che sono fatte apposta per destare scandalo, quelle mi lasciano un pochino perplesso. Ma quello che mi lascia perplesso è la strumentalizzazione politica che qualcuno ne fa. Ecco, voi se mi permetti, non voglio insegnare niente, buona la seconda, meglio la seconda, nel senso che quel che hai detto assolutamente sì, dal mio punto di vista, il mio parere ovviamente, non è, ecco, è evidente che un movimento minoritario come il movimento gay è evidente che deve strillare, urlare per farsi sentire anche queste manifestazioni. Io non le approvo, se non mi interessa, più che non approvare, però è evidente, no, che quando sei minore devi urlare, sono questi, manco ti sento. Dall'altro lato si strumentalizza, è di brutto, e magari più omofobo, poi gratta, no? I partiti di sinistra sono sempre stati più, come dire, bacchettoni dei partiti di destra, storicamente, partendo dal PC, no? Tanto per fare un po' un filino di storia, dalla liaison della Nilde Iotti con il segretario del Partito Comunista, oh madonna, è stata tenuta nascosta, è stata ostracizzata dai vertici del Partito Comunista, dopodiché si è saputo, ma per anni ha tenuto nascosta, c'era un grosso, come dire, era molto bacchettoni, insomma, ecco. E quindi la sinistra è strana, perché quella che è sempre stata atea, mi ricordo i comunisti di un tempo che tiravano i sassi contro le chiese, poi arrivano i musulmani, Islam, cioè sottomissione, vuol dire Islam, sottomissione a Dio, e questi si calano le braghe, cioè se poteva dare fastidio al cristianesimo, l'Islam è ancora più radicale, un certo Islam quantomeno, quindi quindi non dicono più niente, no? Le femministe scomparse, vabbè. Senti, diamo la linea alla regia. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net.
Su e giù, per non cadere più. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 euro. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Vai. Siamo in diretta. Eccoci tornati in diretta. Scusate, stavo sfogliando altri giornali e noi abbiamo parlato di Bacchettoni. Chi non è Bacchettone torna alla ribalta. Berlusconi scarica il Premier, scarica Renzi, che ci ha riempito di promesse, dice l'ex Cavaliere. Già oggi non ci sono le coperture finanziarie per mantenerle, le promesse, e il suo partito Forza Italia annuncia: i nostri militanti sceglieranno i vertici azzurri sul territorio. E poi oggi 4 milioni di nuovo al voto per i ballottaggi, l'abbiamo già detto. La Lorenzin prepara lo scherzetto ad Alfano. La titolare della salute, il ministro Lorenzin, potrebbe lasciare il ministero per andare in Europa, e questi sono dei giochi al loro interno, poi non so cosa succederà magari, ma la Lorenzin è dell'NCD a questo punto qua, così sembra. Vabbè, Sì, va in Europa. vabbè, comunque va in Europa, no, ma il problema è che secondo me poi, cioè secondo questo io lascio intendere, sottintendere, che poi Renzi nominerà un ministro non dell'NCD ma del PD. Questo lo lascia sottintendere, perché lo scherzetto d'Alfano potrebbe essere questo. Ma anzi è strano che con un 40% di voti presi Renzi non chieda un rimpasso. Ma in effetti lui adesso minaccerà le elezioni anticipate, se mi piglio tutto io, ma fa all-in, insomma, ecco, cerca di fare all-in. Il Colle spieghi perché non taglia le spese. Il senatore di Forza Italia Lucio Malan: il bilancio si discute in Parlamento, no con intese segrete col governo. E poi Camusso tira diritto: lo sciopero Rai resta necessario, stretta sui conti. Lusigrai replica duro: rispetti le nostre scelte. E poi per Della Valle: 3 di loro sono emeriti deficienti, l'abbiamo detto prima, il titolo in prima pagina. E questi 3 di loro, tanto vediamo un po' chi sono. Il clamoroso blocco dei lavori del restauro del Colosseo pagato dall'industriale delle scarpe dimostra che se c'è un imbecille in giro noi gli affidiamo la cultura. Ecco, e questo articolo qua, tanto così ognuno si pensa, è di Vittore Feltri. Ognuno si pensa. Ecco, gli ultimi 5 ministri al MIBAC. Allora, dunque lui dice c'è un imbecille, dico quali sono i papabili imbecilli. Allora c'è Dario Franceschini, ministro del governo Renzi, il Dalemeano Massimo Brai nel governo Letta, che sarà nel governo Letta, il politologo Lorenzo Ornaghi, con Monti è stato, poi Giancarlo Galan, ministro della cultura del quarto governo Berlusconi. Ma che tu l'hanno beccato ormai? Questo l'hanno beccato, ma qua si cerca il deficiente. Ecco. E poi c'è fedele Sandro Bondi, sempre fedele, nei secoli fedele, che è stato ministro dal 2008 al 2011 nel quarto governo Berlusconi. Ecco, quindi fra questi c'è un deficiente. Adesso si è aperta la caccia al deficiente, ma qua è come sparare sulla Croce Rossa. Vabbè. I diritti di una mamma, magari, vediamo un po', i diritti di una mamma calpestati dalla giustizia. Lady Mattacena è in cella per aver aiutato la latitanza del marito, condannato per mafia. Il marito Mattacena che è rimasto, mi risulta ancora, negli Emirati Arabi, a Dubai.
ma con la carcerazione preventiva si costringono ai servizi sociali anche i figli innocenti, ma non ce l'hanno una famiglia. Ma non si, guarda, il giornale potrebbe evitare queste cose. Esatto, perché veramente, allora, questo torna in Italia, non so, faccia qualcosa per i suoi figli, questo è veramente una cosa scandalosa di Valeria Baghieri, è scandaloso dal mio punto di vista quantomeno. Il papà rimane in coso, agli Emirati Arabi, a Dubai, a godersela e questi protestano per, insomma. Io non mi nel senso che non bisogna vendicarsi sui figli, questo è fuori discussione, però allora, il titolo è la cosa che veramente... Allora quando arrestano uno, se questo ha figli, no, non l'arrestate perché ha figli. Cioè... Esatto. La Crimea resta ucraina, ma Poroshenko apre ai russi, politica estera che ci interessa poco, magari Sarkozy torna, vuol rinascere dalle ceneri dell'UMP. Il partito è in crisi e l'ex presidente in testa nei sondaggi prepara il ritorno in vista delle primarie di ottobre. Io ho letto questo perché, come ben sapete, no, Hollande ha il minimo storico di popolarità, no? Evidentemente che un altro che non ha una grossa popolarità al di là dei suoi risolini, ma non risottini, che andrò a mangiare il risotto con gli asparagi dalla nostra militante oggi a Pavia, in provincia di Pavia. E la Francia adesso ha per loro il problema di Marine Le Pen che le ha messi nel sacco. Esatto, allora questo signore dice ma adesso cerchiamo di risalire dall'altra parte. Sì. Vede il figlio, e questo è tragico perché il padre di Carmine Venturino, il pentito che ha permesso di ritrovare i resti di Lea Garofoli, il papà vede il figlio killer in TV e non rese al disonore e si uccide impiccandosi. La lotta alla mafia deve essere una delle priorità, ma lotta vera alla mafia e cose vere. Noi intanto, regista, abbiamo aperto le linee, vero? Allora, ricordiamo il numero 0266203529, gli sms al 346 6427 756. Mi raccomando, andate a firmare ai nostri gazebo, a firmare per il referendum. Vi ricordo il numero amico che vi dà le indicazioni sul gazebo a voi più vicino, 0266 234 234. Oramai oggi è l'ultimo giorno utile per i 6 referendum, poi ovviamente c'è l'altro che durerà ancora tutto questo mese, però andate perché manca veramente poco. Vediamo di non scivolare su una buccia di banana magari per 2 o 3 firme, quindi fate uno sforzo, una giornata calda, fa anche piacere farsi una passeggiata in giro, già che ci siete andate a firmare ai nostri gazebo, ci sono migliaia di militanti, io li saluto e li ringrazio tutti che in queste ore sono a disposizione proprio per raccogliere le firme. Ecco, quando firmate, soprattutto laddove ci sono i ballottaggi, ma comunque in generale non dite per chi avete votato, non lasciate intuire, se dite buona Padania non abbiamo sentito perché poi non si sa mai, comunque parliamo di questi referendum, della politica interna, di quello che succede, magari anche giustamente nella città dove abitate, ma lasciamo stare campagne elettorali, tanto non è che si convince qualcuno di nuovo dicendo per chi uno ha votato. Oggi Carla Di Vigevano che si è arrabbiata perché ho detto delle 52 case di Di Pietro, manda una precisazione. Di Pietro ha acquistato 52 vanni, non case, vabbè, 52 case, 52 vanni, insomma, sempre con i soldi del partito. Ma lei lo sa, ha visto lei o lui, perché non sappiamo se sia uomo o donna, chi sia questo personaggio, ma perché ha visto il Rogito? Sì, ma sai, siccome ne ha parlato Report, allora quindi se sono vanni non è un crimine, se sono case è un crimine. In ogni caso, vabbè, 52 locali, buttali via, insomma non è che si sia comportato in maniera onesta. Sentiamo intanto una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, saluti ai presenti che ci ascolta, sono Gino dai Mercati. Oh, buongiorno caro Luigi. Allora, due fatti. Prima vorrei raccontare No, aspetta, ho perso la scommessa con te, prima cosa, quindi prima o poi ci incontriamo. Allora, prossimo... Io quando perdo so ammetterlo. Una pizza, via, dai. Va bene. Anzi, offrila a Fredo al mio posto, così lui è contento. Va bene. Niente, allora, una domanda... Però veloce, nel senso che... un fatto e una domanda. Sì. Però, allora, ne faccio solo una? Vedi tu, allora, dai, veloce. Allora, l'ufologo, siccome io sono non credente sull'ufologo, finché non avrò una storia sentimentale con una bella femmina aliena... allora chiamami che venga anch'io. Vorrei sapere dove si ipotizza che arrivino, questa è la domanda. Invece il fatto è questo. Al 31 maggio, sabato, ero alla festa invitato da un mio amico
alla festa di festeggiamento della vittoria della Le Pen a Nizza, al Negresco Promenade des Anglais. E allora lì dopo ho mandato dei piccoli interviste ai vari potenziali alleati, perché non c'è ancora l'alleato, dall'Austria, e c'era anche Salvini, non lì presente nell'intervista a Bruxelles. E gli hanno detto: ma come mai lì in Italia dal 10-9 siete passati a 6-16, da 8 a 5 parlamentari, e tu dici che avevi vinto? Ma io pensavo di averne 3. Allora, sai il commento semplice: bien sûr, sei italien, non leghista, sei italien. Ciao. Va bene. Scusami, ma vabbè, tutte le opinioni vanno bene, ci mancherebbe altro. E abbiamo dimostrato lasciando parlare, malgrado qualche tuo intervento non felice in passato, ma va bene così. Però io ti ricordo, caro Luigi, che un anno fa eravamo al 4%, siamo arrivati al 6,2%, una piccola vittoria. Se vorrei sempre perdere così. Se qualcuno dice che abbiamo perso, vorrei sempre aumentare del 50% in un anno. Alfredo, Andrea, prima delle prossime 2 chiamate, una piccola dedica tratta dalla Zanzara a Luigi. Ma tutti dai, numeri, stai zitto. Chiunque volesse Luigi da Monza, stai zitto, Luigi da Monza. Intanto la signora Santanchè non è neanche degna di lavare le mutande, il nostro presidente. Detto, la signora Santanchè non è neanche degna di lavare le mutande al nostro presidente Napolitano. Ah, Napolitano, sì, vabbè, ci mancherebbe. E poi io invece telefono perché continuate a intervistare uno sprovveduto pressapochista politico che risponde il nome di Matteo Salvini, un vecchio dentro e un vecchio dentro e che non sa dire le cose, a un certo momento ignoranti in geografia e anche in matematica. Infatti ha fatto una scommessa con Parenzo, il 6%, il 6% i parlamentari europei sono 70 italiani, 6 per 7 è 42, ne prenderà 5, adesso le 8, ne perderebbe 3 e grida al successo. Ma che cavolo c'entra, scusa? Non c'entra niente. Ha fatto una scommessa? Ho capito, ma è evidente che rispetto a 5 anni fa la Lega prenderà di meno, no? Ma lo sanno tutti, pure i Sassi. 8, ne perde 3. Vabbè, ma lei non sa niente, pontifica. Lei non sa nulla e pontifica, Luigi, non sa nulla e pontifica. Ma è chiaro che ne prenderà di meno, bisogna vedere da cosa si parte. I leghisti sono vecchi dentro. Guardi, fino a qualche tempo fa la Lega era praticamente morta. Ora, se il signor Salvini, poi uno può giudicare male, bene, è un criminale, ma che cosa? Sono gli 8 parlamentari che ci sono, ne prende 5 e ne ha persi 3. Oh, anche tu hai la matematica un po' in difficoltà. Ma sì, però partendo loro da una base bassa quest'anno. E poi sono tutti retrogradi, antichi, vecchi dentro, sono tutti, se senti i giovani padani, sembrano ottocenteschi, pre-volteriani, prima di Voltaire, prima dell'illuminismo. È una piaga per il paese. Ma questo lei pensa che sia una piaga per il paese? È contro la Lega, questo è legittimo, ma... Infatti poi vogliono passare a ritornare alla lira un'altra moneta e noi paghiamo 80 miliardi di interessi sul debito pubblico, schizzando all'11, 12%, 14% che ci sarà l'inflazione di interesse, andremo a pagare 160-170 miliardi, 100 miliardi di differenza in più solo negli interessi. Vabbè, ma lei va benissimo, lei può contestare l'uscita dall'euro quello che vuole, ma se la Lega prende il 6%, come ha detto oggi Salvini da noi, prenderò sicuramente il 6% e farò il botto, questo ha detto, è un trionfo assoluto per Salvini. Era morta la Lega fino a qualche tempo fa. Ma io sono d'accordo con te, ma figurati, a 8 parlamentari, invece di 8 ne va 5, ma questo c'ha le pigne, un grande successo. Lei ha le pigne. La Zanzara? No, ma io l'ascolto appena posso in macchina, mi diverto. Lo trattiamo meglio noi allora, ma Luigi. Sì, poi devo dire, assolutamente sì, ma non ho mai detto, Luigi, che hai le pinne in testa, ma oltretutto la Zanzara, anzi... Però ci tradisce con Radio 24. Sì, appunto, dai, anche tu... No, vabbè, Luigi. Se no, ma però devo dire, ad esempio, come difesa, Paolini, sempre in TV, a difesa che il Cruciani, quando gli ha strappato a Borghezio non il microfono, il megafono di mano, una signora eccetera, e Parenzo era contento, così si fa eccetera eccetera, e lui si è incazzato e ha detto no, questa signora è una fascista, non si toglie il megafono di mano a Borghezio, a chiunque ha, e certamente
Cruciani non è un leghista, però devo dire che è stato in quel momento lì molto ma molto corretto, insomma. È arrivato un sms dell'altra Carla Di Vigevano, quella vera, dice: ci risiamo, non ho mandato alcun sms su Di Pietro, controllate, il mio è un altro. No, ma ci sono due, c'è una che ruba un'identità e si firma come Carla Di Vigevano, magari un uno, uomo, magari sì, anche ma penso uno, anch'io che sia un maschio, e poi c'è la Carla vera che invece noi abbiamo nel cuore. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, sono Francesca di Brescia, veniamo a problemi più concreti oggi. Sì. Volevo fare un comunicato. I giovani padani della provincia di Brescia oggi hanno il gazebo a Pralboino, in provincia di Brescia e nella Bassa, dalle 9 a mezzogiorno. Ecco, allora ricordiamo la località. Pralboino. Sì. E dove, per la precisione? Vicino alla chiesa. Benissimo. E poi il pomeriggio vanno a Iseo, in piazza Iseo, dall'1:30 alle 5. Benissimo, quindi siccome in Val Camonica i gazebo non sono stati fatti, se c'è qualcuno oggi che dalla Val Camonica va a farsi un giro sul lago di Iseo, sappia che in piazza Iseo c'è il gazebo per firmare per i referendum. Benissimo, grazie. Va bene? Grazie. Pralboino stamattina e Iseo il pomeriggio. Perfetto, benissimo, tutti a firmare allora, grazie. Un'altra telefonata, pronto? Ciao, siete due barzellette stamattina. Vedi. Ascoltate anzi. Sono rovinato. Ma la vogliamo smettere di mettere questo stronzo sempre, farlo parlare? Dovete segarlo, se no a me i soldi la radio non li vede più. Segarlo. Ecco, adesso vado giù a comprare la Padania per vedere che c'è mio marito che vuole firmare anche lui. Bene. Troppo lontano, non ce la fa. Vediamo se perlomeno per questa zona c'è qualcosa. Allora c'è il gazebo alla festa. No, vado a prendere giù la Padania di Soni. Vabbè. Anzi, io ne prendo 2 Padanie. Bravissima, va bene. Ciao, grazie. Vabbè, fagliela comprare, ci mancherebbe. No, ma per dire dove era. Vabbè, di dov'è il gazebo? Allora? C'è un gazebo in via Casoretto e ci sono i gazebi anche in Corso Buenos Aires. Benissimo, a Milano. Vicino. Esatto. Perfetto. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Liliana dalla Val Ceresio. Sì. Dunque ho sentito Luigi, poche idee ma confuse. Fenomeno. Va bene. Niente, io vorrei parlare di questa terribile invasione. Sì. È fuori dubbio che è voluta, preparata metodicamente da mesi, forse anche da anni. Infatti hanno messo il ministro dell'integrazione, la signora Boldrini, che è una vita che vuole trasferire l'Africa qui da noi, la signora Bonino un po' meno fanatica in queste cose, comunque molto affine alle altre due. Comunque ora oltre a farli venire qui a migliaia, liberano gli spacciatori dalle carceri, chiudono i manicomi criminali, così liberano anche i vari Kabobo. Insomma è una cosa che non se ne può più. Mi viene in mente, cioè abbiamo dei comandanti della nave Italia che la stanno inabissando, facendo colare a picco, salvano gli africani, i migranti, ma fanno naufragare la nave Italia. Mi viene in mente un film di un po' di anni fa, L'ammutinamento del Kane, dove si parlava di un comandante di una nave militare non ritenuto più idoneo a guidare questa nave, insomma, era definito nel film paranoico. Ora, altro che paranoici sono i comandanti della nave Italia, sono dei pazzi scatenati. Appunto, possibile che non ci sia un gruppo di bravi avvocati e anche giudici, perché no, che si mettano a lavorare per trovare il modo di esautorare questi comandanti che portano la nave Italia a picco. Facciamo un appello molto accorato, metteteli insieme esperti di diritto nazionale, internazionale e fermate questi pazzi scatenati. Buona Padania. Grazie, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Posso parlare? Sì, come no? Sono Enrico Davedolo. Ascolta, perché te devi rovinare la giornata della domenica che
e con quel Luigi lì, ma manda la palla sul bordo e fa più sentire che mina un po' di più, capito? Va bene, ciao, grazie. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono Enzo, provincia di Treviso, buongiorno. Ciao Enzo. Io questa mattina guardavo un documentario per televisione sulla distruzione del popolo indiano, i vari Cheyenne e tutte i Navajo, tutte quelle razze, quelle tribù indiane da parte dell'uomo bianco, via. Poi mi è venuto in mente in Australia la distruzione del popolo aborigeno, perché viva Dio, il vero australiano è l'aborigeno, è lì da millenni d'anni. Allora io ho fatto una considerazione, adesso chiedo scusa se sono fuori con la mia testa, però adesso si stanno distruggendo in un'altra maniera, con l'invasione incontrollata, con questa crisi senz'altro voluta da qualcuno, e allora una volta usavano le armi per distruggerci, adesso le armi non le stanno usando, però ci stanno distruggendo, secondo me se va avanti così, stanno distruggendo un popolo. Padania libera e speriamo presto anche Veneto libero. Grazie, infatti, sottoscrivo quello che ha detto il radioascoltatore. Un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno Alfredo, Walter da Mestre. Ciao Walter, dici? Allora, il discorso che faceva la signora 2 telefonate fa, ma non ci sono degli avvocati che possono cercare di fermare. Allora, io vi segnalo che c'è un pool di legali, in particolar modo l'avvocatessa Paola Musu, che è ovviamente un nome si capisce, un avvocato sardo, una signora con le palle, che sta formalizzando, lo trovate anche su internet, trovate il suo sito, soprattutto si può scaricare un modulo che ovviamente ognuno deve avere la capacità di sottoscrivere, firmare per denunciare presso il proprio procuratore della Repubblica, e se lo facessimo sarebbe anche, sai Alfredo, quelli che stanno firmando di noi i referendum, se noi non diamo le procure con 500.000 e passa di denunce, voglio vedere cosa succede. Quindi probabilmente anche qui, come per tutto ciò che riguarda la Lega, è importante la diffusione delle notizie, è importante capire che ci sono realtà, personaggi, professionisti che si adoperano perché le cose possono cambiare, seguendo quelli che sono gli schemi, diciamo, più classici, ahimè, di questo Stato, cioè la carta bollata. Quindi cercate Paola Musu e troverete cose molto interessanti. Grazie della dritta, la cerchiamo subito. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Salve, Catele Milano. Sì. Siccome ho sentito, scusatemi se faccio ancora il nome dei mercati, che toccava appunto Napolitano con le mutande, Sant'Angelo eccetera, io mi chiedo sempre perché non riusciamo a fare qualcosa per quanto riguarda questa giustizia, che è la peggiore a livello europeo. Ho detto la peggiore, nel senso come costi, inefficienza eccetera eccetera. Perché non si può fare niente a livello Lombardia, a livello Piemonte, se posso dire, anche Veneto, cioè praticamente, visto che a livello nazionale è un disastro, è una vergogna a livello europeo, almeno di portarlo a livello regionale e si gestisce come l'economia, ma si sa che qui troveremo non solo l'esercito italiano, anche tutt'altro, perché sappiamo bene che la magistratura italiana non per niente è da bassi fondi, non solo europei. Ecco, lo sappiamo nei fatti, basta vedere. Insomma, c'è un elenco, diciamo, di motivazione e di corruzione che, se esistesse, sta di fatto che la prova provata è che non vogliono la responsabilità civile. Questa è la prova provata, a differenza di altre nazioni, nel farla breve. Grazie. Grazie, salve. Ma infatti il problema è che della giustizia si occupa lo Stato, non le regioni. Con la secessione questo problema sarebbe stato risolto. La riforma della giustizia non la vogliono fare mai, chissà perché. Insomma, 3 governi non eletti con sostegno di PD e PDL, nessuno si è dato una mossa per riformare la giustizia. Piuttosto hanno riformato il sistema elettorale cambiando nulla, in realtà, in buona sostanza. La giustizia, chissà perché, è sempre da parte, chissà perché è ironico. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? 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 Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Donato Giacobino di Venna, in Alta Val Brembana. Sì. Volevo chiederle, si sta facendo tanto reclamo per andare a firmare i nostri referendum. Io mi chiedo, come mai tutti gli agricoltori
hanno fatto la riunione la settimana scorsa reclamando tanto per l'importazione di prodotti che non si sa da dove vengono, con l'etichettatura sbagliata o addirittura inefficienti. Come mai non vanno a votare per la Lega i nostri referendum? Grazie. Grazie, appunto. Ma vabbè, sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno signor Lissoni. Sì, va bene Lissoni, senza signore. Senta, mi sente? Sì, benissimo, ci dica. Ecco, io un po' meno. Ad ogni modo, io telefono da Parma, esattamente, da una città guidata dal sindaco Pizzarotti 5 Stelle che cade a pezzi, non funziona e non sanno amministrare. Detto questo, io chiamo principalmente per un altro motivo. Sì. A parte che noi siamo ormai sconcertati dallo sbarco di tutta l'Africa presso il nostro paese, che è sconcertante, non so quando finirà questa storia, perché deve finire assolutamente. Questo è l'effetto Kyenge, secondo me, e non solo. Ecco, c'è l'appoggio del TV. L'altra cosa che le volevo dire, noi dobbiamo, come ha fatto il Papa, piangere, e lui va a gridare vergogna a Lampedusa, a portare la corona, piagnucolare, però non se li porta in Vaticano perché ha reato di clandestinità. E tutti i leghisti lo devono sapere che il Vaticano ha reato di clandestinità. Matteo l'aveva spiegato molto chiaramente. E io vorrei invece che si piangesse, mi piace piangere per quelli che sprofondano in mare, per carità, sono esseri umani, però mi piacerebbe anche piangere per i bambini che vengono abortiti tutti i giorni nel silenzio delle sale operatorie. I feti di fatto sono bambini, perché se restano nel grembo materno non nasce mica un pomodoro. Ora questi bambini vengono estratti dal grembo materno, messi in un cassonetto con uno scatolone con scritto rifiuti ospedalieri e mandati all'inceneritore. Ora questi bambini, perché bambini sono, dovrebbero essere benedetti, battezzati e seppelliti almeno in una fossa comune. Questi dobbiamo piangere anche. Lei cosa mi dice, signor Lissoni? Va bene, grazie. Io dico che secondo me il Papa dovrebbe fare il Papa, invece mi sembra che siamo tornati allo stato della Chiesa, quindi i papi devono occuparsi delle anime, anche dell'assistenza per carità, e non fare politica, quindi non è che deve indirizzare, ma la Chiesa oramai, anzi sono 2000 anni che fa politica, diciamocelo fuori dai denti. Per carità, la massima comprensione, il massimo affetto per i migranti, per chi si sottopone a questi viaggi e poi che finiscono anche in tragedia, è chiaro. Allora, aiutare gli altri, l'ho già detto anche ieri, è un dovere non soltanto etico, ma è un problema che dobbiamo risolvere, perché qui si sta muovendo tutto il terzo mondo, si sta sparpagliando per l'Europa, quindi l'emergenza diventerà quanto prima ingestibile, insostenibile. In 50 anni la popolazione del pianeta è aumentata di 1 miliardo, nessuno sta facendo niente per creare delle risorse per dare da mangiare a tutti. Stiamo finendo l'acqua, stiamo finendo il petrolio, di questo passo faremo fuori anche tutti gli animali, perché non c'è più cibo per nessuno. Di solito in queste situazioni una persona di buon senso metterebbe per esempio tutta l'Africa, la coltiverebbe per creare cibo per tutti. Questo non viene fatto. Quando ci sono queste situazioni si fanno le guerre in modo che chi è più forte va a rubare a chi è più debole, perché non nascondiamoci dietro un dito, la guerra per esempio in Iraq piuttosto che per le Falkland si è fatta per il petrolio, quindi questa storia non può che finire male. Allora è giusto aiutare questa gente, aiutarla però a casa loro, non qui, metterli nelle condizioni, buttando giù se è il caso i sistemi anche non violenti. Ci sono tutti quei dittatori cialtroni che si trovano per esempio per tutta l'Africa, che si fregano i miliardi di euro che noi come Unione Europea mandiamo a paesi non europei, con il risultato che i poveri continuano a restare poveri, arrivano qua, al loro paese vengono sfruttati dagli scafisti che guadagnano su questa tratta, qui vengono sfruttati da altrettanti cialtroni italiani o extracomunitari che giocano su questa cosa. E poi si potrebbe fare il discorso della carità pelosa di decine e decine di cooperative che giocano su questo, che prendono un sacco di soldi. Per esempio per il CIE di Lampedusa, una cooperativa rossa, si può dire, o mi becco una querela? No, perché la Littizzetto non lo sapeva sta cosa. Anche sulla pelle dei disabili, fra le altre cose. Per cui è chiaro che c'è un sistema che non funziona perché ci sono troppi che ci stanno mangiando sopra. Allora se ognuno stesse a casa sua e si facesse partire l'economia di quei paesi, il problema non ci sarebbe. Il Papa la fa facile, capirai, lui sta in Vaticano in mezzo al lusso, è facile stracciarsi le vesti. Loro per primi però sono quelli che chiudono le frontiere. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sono Franco da Monza. Salve Franco. Senta, scusi. Sì. Ecco, scusa. Vabbè, non si problema.
Guardi, le voglio dire al sofista di Vimercate, sì, che non dico il nome perché mi dà fastidio dirlo, che è quello che fa i conti, eccetera, eccetera. Io ho fatto la quinta elementare, quando davano i voti con l'inchiostro e il pennino. Gli italiani chiedono una cosa sola. Mi ricordo Prodi quando ci portò in Europa, disse lavorerete un giorno di meno e prenderete di più soldi. Bene, agli italiani fatela semplice, chi aveva 20 milioni gli ha messo 10.000 euro, ridategli 20 milioni in banca. Chi aveva 100 milioni gli avete dato 50.000 euro, dategli 100 milioni, le banche hanno tutti i conti. Restituite il maltolto agli italiani, al sofista di Vimercate, e non rompa più le scatole, perché a partire da Venezia, comunista, indagati, inquisiti, per venire a Pioltello, indagati, inquisiti, a Cologno Monzese, indagati, inquisiti, a Sesto San Giovanni con penati, andiamo a Lecco con indagati, inquisiti al PD, torniamo a Malgrado, indagati, inquisiti al PD. Ma dove vanno sto comunisti? Ma non rompete più le scatole. Grazie. Ma lo stesso Renzi che vuole mandare via gli indagati corrotti a calci nel culo, lui che è condannato di primo grado, che fa? Se li dà da soli i calci nel culo, così giustamente ci segnala Lorenzo con un SMS, Lorenzo 199. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Antonietta da Treviso, sì, provincia di Treviso. Sì. Volevo dire semplicemente questo. Dunque, questi minorenni, questi bambini che arrivano, che sono stipati nei barconi senza genitori, chiaramente i genitori avranno pagato un prezzo. Sì, anche alto. Sì. Ecco, io voglio dire una cosa, noi abbiamo passato una guerra qua, veramente, la gente era ridotta in miseria e molte famiglie non avevano un bambino, ma 3, 4, 5 bambini da mantenere, anche di più. Però mai dei genitori ci sono sognati, va bene, di imbarcare, come posso dire, di dare un figlio, di mandarlo così alla cieca in giro per il mondo. Ora mi domando il coraggio di questi delinquenti, passami questa parola, perché hanno pagato ovviamente, però si sono liberati del figlio e quindi arrivano barconi carichi di minorenni, tanto loro dicono noi non abbiamo più questo peso, questi figli da mantenere, e li mantengono gli altri. Non so se mi sono spiegata, perché sono cose che mi fanno star male veramente queste. No, ma ha perfettamente ragione. Tra l'altro non si capisce perché non prendano, che ne so, l'aereo, che è meno pericoloso che non queste carrette del mare, visto che tanto spendono delle cifre terrificanti per venire fin qua. E poi perché vengono qua? Lo sanno benissimo, seguono le nostre trasmissioni, guardano via satellite le nostre televisioni, parlano persino l'italiano, molti di questi sanno che qua lavoro non c'è, che ci sono 4 milioni di italiani, quindi non solo di padani, disoccupati, però vengono qua e non vanno nei paesi vicini dove le risorse ci sono e ce le hanno anche nel loro paese, semplicemente non le sfruttano perché sono in mano a dittatori, e queste guerre sono palle, non c'è la guerra, non c'è una guerra mondiale, ci sono guerre tribali da centinaia di anni dove un gruppo massacra l'altro, e questo vale, ahimè, anche per la Siria. Vengono qui perché questo è l'unico paese al mondo, l'unico paese così coglione dove tu vieni e ti danno tutto, l'assistenza, i soldi, la scheda telefonica, poi hai la casa, hai la sanità, hai tutto gratis. È ovvio che vengono qua, nessun altro paese al mondo lo fa. E allora così capirai, ovvio che non si riesce a fermare questa invasione. Linea alla regia. Caldo, freddo, e in casa non c'è mai il giusto clima. Oh cazzo, è arrivato il tasso! Sì, da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi acquistare il tuo climatizzatore con pagamenti rateali a tasso zero, senza acconto e senza spese. Potrai contare su lavori eseguiti da personale specializzato e assistenza post vendita. Su tutti i prodotti, detrazione fiscale del 50%. Climatizzazione Milano, il climatizzatore padano. 02 39 46 93 18. Nord Elettrica di Base Riccardo, azienda leader nella sicurezza, progetta e realizza sistemi di allarme e TV a circuito chiuso certificati IMQ. Grazie alla Nord Elettrica ho riscoperto la serenità nella mia casa. Per proteggere la mia famiglia e la mia azienda ho scelto di affidarmi a Nord Elettrica e ora mi sento finalmente sicuro. Per informazioni e un preventivo gratuito, numero verde 800 00 40 61, www.nord-elettrica.it. Nord Elettrica, sempre pronti a soddisfare i più esigenti. Paolo
Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Si è chiusa la raccolta nei municipi, ma si può ancora firmare ai gazebo. Firma, firma, firma! Ancora uno sforzo per arrivare a 500.000 firme. Sabato 7 e domenica 8 giugno, gazebata conclusiva per firmare i 6 referendum. Informazioni allo 02 66 234 234 02 66 234 234. Firma, firma, firma! Facciamoci un caffè padano, signori, di quelli buoni, profumati, con un aroma che non aroma, aroma che non se ne va mai via. Il caffè padano da chi è prodotto? Da lui, Giampaolo, buongiorno! Buongiorno a tutti, è prodotto veramente in Padania, un prodotto made in Veneto. Ma attenzione, una cosa importantissima, chi beve caffè padano, non dimentichiamo che sostiene Radio Padania. Questa è la prima cosa importante, perché dovete fare subito l'800 22 20 20. E grazie a Radio Padania e al caffè padano, oggi per chi telefona con la prima fornitura di caffè, la macchina da caffè interamente prodotta in Padania vi verrà consegnata gratuitamente, per cui andiamo a risparmiare le 80, 100, 150 euro che costano mediamente le macchine fuori. Ma la cosa più bella è che abbiamo 22 qualità di prodotto, dai caffè aromatizzati alle tisane al caffè, ve lo faremo degustare e lo porteremo nelle vostre case. Questa è la cosa importante. Ma in più dovete sapere che chi beve caffè quotidianamente è passata l'epoca in cui si diceva che il caffè fa male, perché da uno studio recente fatto dall'Università di Padova si parla che il caffè fa bene al fegato, fa dimagrire, serve per la circolazione, per cui a dare un mano alla nostra meravigliosa radio, facciamo qualcosa anche per la nostra salute. E allora chiamiamo subito l'800 22 20 20, perché per i veri padani il caffè padano non può mancare nelle nostre case. E poi, Sammy, tu che tutti i giorni ormai da un paio d'anni bevi il nostro caffè, vorrei sapere le persone che vengono in studio cosa dicono del nostro caffè. Sono sempre felici, è la prima cosa che ci chiedono, ma noi lo ricordiamo sempre, signori. Se non avete ancora assaggiato il caffè padano, venite a trovarci negli studi di Milano di Radio Padania e quando entrate o dopo averci dato la mano ci chiedete il caffè padano. Vedrete che squisitezza. Grazie Giampaolo! Un saluto a tutti! Eccoci qui, rientrati in diretta Alfredo Lissoni e Andrea Ancona, e abbiamo in linea il senatore Roberto Mura. Pronto? Buongiorno, ciao a tutti. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Ciao. Dunque, allora, vediamo un po', noi ci siamo contattati ieri per averti in diretta. Prima cosa, tu sei della provincia di Piacenza, di Pavia. Pavia. Giusto, ecco. Come sta andando la raccolta firme lì? Sta andando bene, anche oggi ho sentito un po' i gazebo sparsi sul territorio, c'è ancora la fila a firmare, quindi però siamo in giunta, in addirittura finale, adesso bisogna correre e dire a tutti che
bisogna firmare, oggi è tutto il gazebo perché il tempo sta per finire, bisogna consegnare poi tutto in via Bellerio deve preparare tutto il materiale, deve farlo per mandarlo in Corte di Cassazione, cioè c'è ancora un grande lavoro da fare, che è il lavoro diciamo finale, di raccolte e di sintesi di un lavoro durato quasi 3 mesi, e ora ci vuole il massimo impegno da parte di tutti, quindi delle sezioni, delle segreterie provinciali. Siamo tutti straimpegnati per garantire il miglior risultato possibile. Veramente è stato un gran lavoro, ma abbiamo fatto un grandissimo riscontro da parte della gente. È venuta veramente a firmare gente che non avrei mai pensato si potesse un giorno avvicinare a un gazebo della Lega per sottoscrivere una nostra iniziativa. Quindi io personalmente, per quanto riguarda la provincia di Pavia, sono assolutamente soddisfatto. Bene, e in effetti anche l'arrivo purtroppo dei clandestini, insomma, il mare, diciamo così, perché poi si offende qualcuno, dell'operazione Mare Nostrum, dove andiamo a prenderli e portarli a casa, sicuramente aiuta. Il 6º referendum, quello per ripristinare il reato di clandestinità. Questo qui è importante, anche una nota di servizio, è un referendum su cui abbiamo ancora un attimo di tempo, perché ricordo che i 5 referendum con cui abbiamo iniziato questa campagna referendaria scadono adesso, quindi stiamo facendo questo ultimo sforzo, ma quello diciamo contro l'abolizione del reato di clandestinità va avanti, quindi su quello si continua assolutamente a lavorare ed è un problema di grande attualità. Ieri ero a una cena, appunto la cena per il Palio di Pavia, ed ero al tavolo anche con un sacerdote, abbiamo affrontato questo problema e indubbiamente emergeva anche da parte sua come da una parte si debba conciliare quello che sono così i doveri dell'accoglienza, visto anche dal suo punto di vista, ma dall'altra parte si vanno a creare dei problemi a livello sociale veramente incredibili, e come sia sempre più difficile giustificare a tutta la gente che si rivolge all'istituzione, che si rivolge nelle parrocchie a chiedere aiuto perché ha perso il lavoro e magari si ritrova a 50 anni a reddito zero, senza possibilità di pagare le bollette, con magari un paio di figli a carico, invece dall'altra parte si veda questo dispendio di risorse, di energie per andare a risolvere un problema che non è più un'emergenza. Cioè, nel momento stesso in cui arrivano migliaia di clandestini al giorno non si può più parlare di emergenza. L'emergenza è quando si ferma il flusso, bisogna risolvere l'emergenza, diciamo, del contingente in quel momento, risolviamo perché poi sappiamo che comunque si ritorna a uno stato, diciamo, di normalità. Questo con i continui sbarchi non è possibile, perché ci si trova a dover continuamente assorbire, avendone sempre meno la possibilità e la capacità, un flusso assolutamente continuo e costante. Bisogna lavorare su più livelli, l'abbiamo sempre detto, bisogna lavorare per risolvere il problema a casa loro, bisogna risolvere il problema e ne riduciamo una parte, bisogna risolvere il problema con accordi bilaterali per evitare che arrivino qui, bisogna che chi arriva qui in regime di clandestinità venga rimandato indietro. Non esiste un solo modo per risolvere il problema, ne esistono vari che combinati insieme determinano il fatto di interrompere questo flusso che noi, abbandonati a noi stessi dall'Europa, l'Europa vuole tutto da noi, ci rompe le scatole su qualsiasi cosa, e su questa questione non si fa carico di un problema che non è un problema soltanto italiano, ma un problema di tutta l'Europa. Deve essere un problema di tutta l'Europa. Ecco, mentre è intuitivo l'importanza del referendum sull'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, un po' meno, io vedo nei gazebi, il referendum sull'abrogazione della legge Mancino. Ma è così importante non subire reati di opinione in Italia? Beh, è sicuramente importante. I referendum che abbiamo posto sono tutti importanti, c'è da dire che vengono sentiti dalla gente in forma differente, mentre diciamo quello che è il fatto di eliminare i reati d'opinione, sì, sentito, ma non tanto, ce ne sono altri, appunto, tipo quello dell'immigrazione clandestina, la legge Fornero, la legge Merlin, altra, diciamo, cosa sentitissima, perché per le strade d'Italia è veramente uno schifo andare in giro, sono decisamente più sentiti, quindi è anche un po' compito nostro di sensibilizzare più sul fatto che magari certi referendum che toccano meno da vicino la sensibilità delle persone hanno comunque un grande impatto e si vanno a inserire in un contesto molto più ampio che quello di revisione generale di questo Paese da parte della Lega Nord,
che credo iniziativa dopo iniziativa viene sempre più sentito dalla gente. Ecco, col nuovo segretario federale un'accelerazione micidiale sui media, sul territorio, dappertutto. Come dire, ricaveremo i frutti non magari immediati di questo oppure? Diciamo che credo che il primo risultato di quello che è un grande impatto che il segretario federale ha saputo dare alla politica della Lega in questi ultimi mesi, determinando comunque un risultato tangibile, immediato, perché io avrei messo la firma anche il sabato prima per un 5%, siamo arrivati a un 6,2%, quindi sicuramente vuol dire che l'impatto che ha avuto sulla gente Matteo Salvini, con la sua presenza veramente continua e totale, non soltanto sui mezzi di informazione, non soltanto sulle televisioni, ma anche andando in giro, nelle piazze, veramente è riuscita quasi a raggiungere il risultato dell'ubiquità, ha determinato questo risultato importante in termini di consenso, e il consenso è sicuramente alla base per poter poi fare le cose. Senza il consenso è difficile realizzare i propri progetti. Se si va in giro, come ha fatto Matteo Salvini, come hanno fatto tutti i militanti della Lega, perché sicuramente Salvini è stato il capitano di questo grosso lavoro che è stato fatto sul territorio. Ci sono tante persone che hanno portato avanti un grande lavoro in questi mesi, hanno determinato questo risultato di innalzare il consenso della Lega a certi livelli che fino a qualche mese fa erano difficilmente ipotizzabili. Abbiamo superato indubbiamente un momento molto molto difficile, e quando si ha il consenso è sicuramente la base indispensabile per poi poter andare a realizzare e fare le cose, potendo appunto contare sul consenso della gente. Senti, io ti ringrazio, ti faccio l'ultima domanda, anzi non te la faccio prima di chiudere, sono ancora più cattivo, visto che non ci siamo messi d'accordo. Un argomento a piacere per chiudere il collegamento. Argomento a piacere, ma ce ne sarebbero veramente tanti. Oggi quello che bisogna assolutamente fare, diciamo la strada è già imboccata, andare sempre di più a recuperare quella parte della gente indecisa, la parte di gente che magari ha abbandonato la Lega per seguire Grillo. Bisogna riportare la gente passatemi un termine che penso possa essere sdoganato, dal vaffanculismo grillino alla proposta. Cioè, va bene, distruggiamo tutto, dice Grillo, ma qual è la proposta? Che cosa dopo? La Lega, qualcheduno fa degli abbinamenti tra quello che è Grillo adesso e che era la Lega una volta. No, la Lega è stata sicuramente un movimento di protesta, ma con alla base una grande proposta, una proposta di rinnovamento generale di questo paese in chiave federalista. Il grillismo non ha niente di tutto questo, e quei voti che magari abbiamo perso in questi ultimi mesi a favore dell'appunto vaffanculismo dilagante devono ritornare a quello che è un progetto importante come quello della Lega Nord, che credo che sia l'unica possibilità che ha questo paese di salvarsi. Federalismo, 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 avvicinare il punto di prelievo ai cittadini e fare in modo che le risorse rimangano sul territorio, dal territorio vengano gestite con maggior possibilità di controllo da parte della gente rispetto alle attività di chi gestisce i propri soldi. Bene, grazie Roberto allora, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona domenica, buona Padania, buon lavoro, e tutti a firmare per il referendum. C'è ancora qualche ora, qualche giorno, tutti per un gran risultato per tutti noi, per i nostri figli. Bene, grazie. Andrea, ti rubo soltanto 2 minuti perché vedo che sono arrivati un sacco di SMS da musulmani, questa sta diventando Radio Al Jazeera. Ne approfitto un attimo. Allora, cari musulmani, io anni fa ho scritto un libro, Gli altri UFO, sugli UFO del mondo islamico, almeno andatelo a comprare così almeno non rompete i coglioni e basta, seguite a qualcosa. Al di là di questo c'è Aldo che scrive, Aldo che è musulmano, perché non abbiamo fatto voi riforma giustizia? Allora, visto che lui magari può anche non saperlo legittimamente, per chi ha la memoria corta, voglio ricordare che quando Castelli fu ministro della giustizia,
fu lui a portare avanti la riforma che prevedeva la separazione delle funzioni, la selezione e la formazione dei magistrati, la procedura di progressione di carriera, le procedure disciplinari per chi magari non è un magistrato del tutto obiettivo, l'organizzazione delle procure, il decentramento funzionale. Poi è arrivato Mastella e ha cancellato tutto, prima cosa. Seconda cosa, Castelli si era battuto, e questa è stata una battaglia che è andata avanti fra il 2002 e il 2005, perché l'Unione Europea, il Consiglio dei Ministri della Giustizia della UE, aveva approvato una decisione quadro su razzismo e xenofobia. Che cosa vuol dire questo? Che si poteva andare in galera anche 3 anni, anche di più, perché poi le pene sono state ridotte, se per esempio Andrea Ancona oggi dovesse dire una cosa contro la Chieng, qualche magistrato può interpretare come offesa, lui va in galera per almeno 3 anni, mentre i picconatori li lasciamo tranquillamente fuori. E questa cosa è già successa perché all'epoca ci fu il rinvio a giudizio della compagna Oriana Fallaci per razzismo, che in realtà aveva detto unicamente cose vere. Fu proprio la Lega e Castelli a opporsi a questa legge. Si è arrivati poi a un compromesso e oggi noi siamo qui proprio per l'abrogazione della legge Mancino, reati di opinione, compreso ciò che può essere spacciato per xenofobia. Attenzione, perché Madama Chieng ha fatto di tutto per impedire alle persone come noi di esprimere la propria idea, quindi questo reato in realtà era un reato ammazza Lega. Castelli ha cercato di evitare anche questa cosa, che invece la sinistra ha tranquillamente reintrodotto, prima con Mastella e poi con la Chieng, un motivo in più per andare a firmare il referendum. Quindi attenzione che l'abrogazione della legge Mancino non è una cazzata, significa chiudere la bocca e quindi impedire l'espressione a tutte quelle persone che vogliono dissentire, e questo è altro che il Grande Fratello. Ma forse l'Islam non lo prevede. Lo so. Sentiamo qualche telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno dottor Lissoni, buongiorno. Salve, va bene, allora, complimenti per il suo archivio praticamente, complimenti veramente dottor Lissoni. E comunque che la gente sappia che un buon musulmano praticamente o deve abbattere o deve convertire un infedele, se no praticamente non rispetta le 114 sciure del Corano praticamente. Questo è poco ma sicuro, quindi o abbattere oppure convertire. Comunque il discorso era un altro. Nel 2001 sotto il governo centrodestra di Berlusconi praticamente lui promise e di fatto fece quell'aumento al 1 milione di lire di quella volta per le pensioni. Quello fu tacciato come voto di scambio. E questo cos'è praticamente? Gli 80 euro al mese, cosa sono? Bravissimo. Sono un voto di scambio? Praticamente, visto che abbiamo una sinistra cialtrona e cafona praticamente, e ipocrita, questo è un voto di scambio praticamente, solo che quello fu tacciato come veramente un voto di scambio praticamente per il mondo. Questo qui invece è un voto di, è una bella presa di posizione radical chic praticamente, ecco. Ciao e buongiorno e buon lavoro Torriso. Ha perfettamente ragione, e poi quantomeno Berlusconi, non voglio difenderlo, ma ha dato dei soldi per le pensioni minime che erano veramente da fame. Qui gli 80 euro, insomma, però le fasce più deboli sono non va, ma c'è una ragione, io non mi smetterò mai di dirlo finché è arrivato, lo dirò finché arriviamo a dicembre, quando ve ne accorgerete. Non è andato gli 80 euro da 0 a 14.000, perché c'è una no tax area, non li avrebbe mai recuperati. Esatto. Metterli nella soglia, è vero che sono nette, ma mettere nella soglia della tax area vuol dire che a dicembre ci sarà un conguaglio e se ne va a recuperare. Chi ha preso 80 euro si ritroverà in mano 30 euro. Infatti, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, buona Padania, Lorenzo da Cologno. Si dica, io ricollegandomi al discorso di come fare ad riprendere i voti persi, non so, io farei un'analisi anche del motivo per cui uno, come quel famoso elemento di Bimercate, si mette a telefonare pensando diametralmente opposto a noi e cerca di convincere cose chi non si capisce, telefonare a una radio che è dichiaratamente politica. E questo è un primo passo. E chiederei poi sempre a questo elemento di Bimercate, ma cosa pensa che per salvare il suo partito di estrema sinistra o di sinistra abbia dovuto praticamente convertirsi al democristianesimo? Questo che non capisco. E vengono qua a fare le pulci in casa nostra, dove noi cerchiamo di fare pulizia, di fare ordine, di portare avanti quelle idee che sono sempre le stesse, non è che si modificano nel tempo, mentre invece loro mi sembra che a livello di trasformismo sono dei campioni, ecco, tutto lì.
Buona cosa, sta andando a firmare l'ultimo referendum. Bravissimo, grazie. Ma sai, ora non voglio insistere su Luigi Vimercati, che mi sembra più un presenzialista radiofonico, perché se chiama noi chiama anche gli altri. È un simpaticone. Sì, no, ma poi la cosa bella è che i compagni lo mandano a fanculo, noi lo ascoltiamo. È vero, però vedete dov'è la democrazia a questo punto. Pronto? Sony. Sì, ciao. Sono pronto? Sì, dici. Ciao Leandro da Varese. Dici Leandro. Tu che sei una memoria storica della Lega, ho capito che sai tante cose, ti ricordi tante cose. Mi pare che qualche anno fa la Lega o qualcuno dei capi della Lega aveva proposto di fare gli appalti regionali controllando le aziende che lavorano e far saltare il problema del subappalto. Esatto. Facendo questo tiri via ladri, pseudoladri e delinquenti. Perché se in regione tu riesci a controllare chi lavora in regione, ma se mi arriva uno da Palermo a Varese, chi lo controlla? Grazie. Comunque ti ringrazio, sei grande, ciao. Grazie, no, ma poi anche una cosa di logica, faccio lavorare un'azienda che è qua, che me ne frega di andare a farne lavorare un'altra, perché poi è vero, tutte le volte finisce così, stanziato, adesso ci sarà il problema di cambiare il pavé in Piazza Duomo, a Milano costo 1 milione di euro, scommettiamo che quel milione diventerà una cifra enorme, perché intanto quell'azienda chiuderà, la passeranno un'altra, poi subappalto e alla fine. Poi vuol dire gli appalti si vendono pure, insomma, cioè, chi vince l'appalto, purtroppo questo è un altro malcostume, chi vince l'appalto poi cosa fa? Telefona alla seconda, alla terza e dice guarda io mi ritiro, mi dai un tot e ti prendi tu l'appalto, fra le altre cose, quindi il discorso degli appalti non è una cosa semplicissima da fare. Sentiamo un'altra telefonata, anzi l'ultima perché siamo in chiusura. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buona domenica e buon gazebo. Io ho già fatto tutto. Comunque posso dire una cosa, è giusto che voi aprite tutto, faccio una critica, sì. È giusto che voi aprite a tutti e parlate tutti, però a me mi sembra che certe persone, invece di dire la loro opinione diversa dalla nostra, mi dà l'impressione che non ci prende per il culo come Luigi dava in mercato. Grazie. Lo so, la signora ha ragione, però settimana scorsa ho già mandato a fanculo 2 musulmani, se ci mette anche un comunista poi sembra che... No, ma poi tutto sommato non è che ci dobbiamo adesso concentrare su Luigi Vimercati, ce ne sono tanti in giro eccetera, è uno che telefona, fa un po' di folklore, lo pigliamo così, tanto è un simpaticone, vuol dire che non crede neanche alle cose che dice. Guarda, non crede agli UFO, ma crede che Prodi ci ha salvato, che lavoriamo un giorno meno, non lavoriamo proprio. È 14% di disoccupazione e 40% di disoccupazione giovanile. Queste sono le promesse di Prodi. Va bene, noi proseguiamo le nostre trasmissioni, adesso cediamo la linea al collega Marco Pinti, ma andremo avanti fino alle ore 16, l'argomento centrale è sempre il gazebo, andate a firmare i nostri referendum, oggi è l'ultimo giorno utile per i 5 quesiti referendari, mi raccomando andate perché ormai ci siamo quasi, quindi lo vogliamo dare questo bello schiaffo e questo segnale fortissimo al governo Renzi. Luigi Vimercati che dice da dove vengono gli UFO? Da Firenze vengono gli UFO, 80 euro se pigliano il paese, non c'è nemmeno bisogno di mandare le astronavi per invadere tutto quanto, no, 80 euro il paese è tuo. Poi dobbiamo dire a Luigi Vimercati, stai progettando un'altra maratona di Padania misteriosa. Magari lo invitiamo come